Buonasera, siamo qui a parlare di Alabarda 2013, il fiore all'occhiello dell'azienda Costa, insieme al noto sommelier Federico Paolo Ronchi. Buonasera Barone. È un vino che abbiamo studiato insieme al mio enologo Nicola Foroncelli, un vino molto particolare, composto da 6 uve, con appassimento in fruttaio, autoctone veronesi, e dentro ci sono anche 2 internazionali che sono il Merlot e il Cabernet che dichiaro. Con una sonda zuccherina andiamo a scegliere le uve con il grado zuccherino migliore, vengono accantonate e messe ad appassire per fare questo prodotto. È un vino studiato per il mercato elite, abbiamo fatto con questo prodotto 5 anni di tonneau, di botte grande, viene imbottigliato con tappo in sughero come tutti gli altri prodotti della mia azienda, è numerato bottiglia per bottiglia, parliamo di un'annata 2013, ripeto, di 1089 bottiglie. Abbiamo deciso quest'anno di partecipare a più concorsi. Lascio la parola adesso al signor Federico che ci potrà spiegare molto meglio i sentori e i profumi del vino. Molto volentieri, signor Barone, la ringrazio. Allora, iniziamo la degustazione con un esame visivo. Il vino è indubbiamente limpido, un bellissimo colore, un rosso impenetrabile e un rosso rubino meraviglioso. Da notare gli archetti che vengono lasciati sul bicchiere, come la lacrima scende finemente. Questo dato dall'appassimento nel fruttaio che dura 2 mesi. E penso anche per la permanenza, come mi diceva prima, di ben 5 anni in botte, giusto? Sì, 5 anni in tonneau. Siamo nella zona Garda d'Oc qua. Garda d'Oc, sì. Passiamo subito all'esame olfattivo. Intenso, si sentono subito tutti i profumi, complesso, un vino veramente complesso. Si apre con un frutto rosso però non croccante, un frutto rosso che è tranquillamente già in fase di maturazione. Uno strawberry proprio, un sottobosco. Sì, un sottobosco, esattamente, sì, una fragolina, una marasca però in marmellata, non croccante. Ci sono note speziate, c'è un chiodo di garofano, c'è un pepe nero sentito. Del cuoio lo sente? Indubbiamente sì, del cuoio. E anche del tabacco. Adesso faccio il precisino, più un tabacco da pipa presente. Proprio giusto, un vanigliato. Esattamente, un vanigliato. Sì. Del resto la permanenza così prolungata lascia questi sentori. Lo trova ancora giovane, no? Sì. Allora, nonostante un 2013 molto fruttato, sì, un'acidità abbastanza equilibrata, ma comunque al sapore si sente una leggera acidità del prodotto, no? Guardando il colore, indubbiamente il colore fa pensare a un vino giovane, fa capire che abbiamo nel bicchiere un vino giovane, sapendo che è un 2013, però se uno fa una degustazione a cieca questo non lo può sapere. Per il momento mi sento di dire sì, è un vino che ha ancora molta strada. Passiamo, visto che mi ha incuriosito, alla degustazione gusto-olfattiva. Confermo tutto quanto avevo detto precedentemente. È secco, caldo, morbido, indubbiamente, buona la morbidezza, freschezza veramente strepitosa, sto salivando nonostante io stia parlando con lei. Mi aspettavo, non glielo nascondo, un tannino un po' aggressivo, invece facendo 5 anni in tonneau è stato ben levigato, si vede che qua c'è stato un buon lavoro, non è un tannino fastidioso, tutt'altro. Abbiamo voluto studiare questo prodotto proprio con l'enologo, proprio perché sia longevo e che lavori in osmosi col tappo in sughero in bottiglia, quindi praticamente chi compra questo prodotto potrà bere anche nel 2025 questo prodotto e sarà sempre più denso e più omogeneo nella bevuta, morbido e fruttato, si abbasserà il fruttato e resterà ovviamente la speziatura, sì. La tostatura. Indubbiamente, come diceva prima lei, questo vino è un vino che è ancora un bambino. Sarebbe da aprire un 2011 che era l'annata, viene fatta ogni 2 anni, come le avevo già accennato nei discorsi che avevamo fatto. È un prodotto che ha avuto un successo in Cina, a Shanghai, Qingdao, Pechino, in Austria, a Klagenfurt, a Monte Carlo, a Londra, in Inghilterra. Siamo pronti anche per gli Stati Uniti adesso.
con questo voglio salutarvi, auguro una buona serata a tutti e ringrazio il Grazie a sommelier lei, Federico Barone. Paolo Ronchi per avermi accompagnato in questa degustazione. La ringrazio io, buona serata.